Torno a dormire, tanto l'avete capito che è un 4-3-3. Ah, bene! Ah, no, benissimo! Oh, perfetto! Amici bellini, dai, perché non ci sono scuse, è la partita della verità. Forza Napoli, sempre, scrivetelo nei commenti subito, poi commentate a seconda. Dai, forza. Ah sì, ho messo la cravatta speciale, dedicata a uno dei più recenti abbonati, che è Roberto. Ve lo dico prima, il terzino del Torino, Singo. Ve lo dico prima, poi non mi dite, ah ma tu non l'avevi detto, ve lo dico prima. Madonna mia, come ha fatto Maximovic a perderlo? Meret fa quel movimentino sbagliato e poi è stata buona Maron. Dai, De Lorenzo. Dai! Mamma mia, questa era una bella idea. Lancio lungo su Petagna, la controlla, la scarica. Questa può essere una soluzione quando stanno tutti chiusi. Dai. Siamo al 25esimo. La noia si è impossessata di me, quindi non c'è niente da dire. Cioè, iscrivetevi al canale Telegram, che lo trovate in basso in descrizione. Non posso dire altro. Cioè, non è che io voglio fare la marchetta. Non posso dirvi altro. Che faccia ridere? Non c'è niente. No, Demme non ce la fa. No, mi metto a piangere. La ginocchiata di Belotti, Demme non ce la fa. E Zielinski scala dietro e Elmas al posto suo. Dai che lo volevo vedere. Dai. Avete sentito Zielinski? Ma che urli. Allora ragazzi, io da questo sono un paio di settimane che lo dico, ma io sono completamente a favore degli arbitri in questo momento, perché questi giocatori di tutte le squadre, anche i miei, urlano senza motivo, cercano sempre la simulazione. Sono stufo. Sono a favore degli arbitri che non vengono aiutati mai. Dai Petagna! E quello scivola. Yusai è pazzo. No, ma meglio lui che almeno ci prova. Non facciamo niente, 35 minuti, non abbiamo fatto nulla, il Torino di più. Vabbè, questa è un pochino di trattenutine, ma proprio niente. Ma proprio niente. Ragazzi, vi dico solo una cosa, visto che sta quasi per finire il primo tempo, che l'unica cosa possibile è che il Torino, come in tutte le partite, poi nel secondo tempo si spegne, perché hanno dato tutto. Ma qui non credo che nemmeno abbiano dato tutto, perché che gli abbiamo dato da fare? Niente. Dai, ammonisci. Zielinsko. Bellissimo, si è visto tutto. Praticamente lui prende la scarpata così, quell'altro grida, ah, mamma mia, sto malissimo. Insigne dice, è fallo al quarto uomo. Dai, stai qua, l'hai visto? E il quarto uomo dice, appunto per quello. Bravo Celisca, centrale, mannaggia. La noia è assoluta. Lasciate un like se vi siete annoiati a morte come me. C'è stato un siparietto tra Gattuso e Valeri, che praticamente è la cosa più interessante di questa partita. Non so perché l'audio in inglese non c'era. Ditemi voi nei commenti che cosa si sono detti, perché mi interessa moltissimo. Dai Zielinsko! Ragazzi, con il vostro permesso io mi vado a fare una pennichella. Ma sto qua con voi. Ma quella poltrona mi sta invitando. Mi riposo perché dopo abbiamo la live e ci sarà da parlare. Di che? Boh. Mi vado a riposare. Devo intervenire, mi sono svegliato perché ho sentito Gattuso che gridava, dai Elif, dai Baga, dai Baga. Belotti da solo, cioè praticamente con lui, con due addosso, se ne va. Cioè non siamo stati in grado nemmeno di fare un po' di interdizione con 2 contro 1. Torno a dormire, tanto l'avete capito che è un 4-3-3. Ah, bene, no, va benissimo. Oh, perfetto. Ce lo meritiamo. Armando Izzo, cuore di Napoli, ce lo meritiamo benissimo. Io torno a dormire perché sui calci d'angolo si può anche segnare ogni tanto. Noi no.
Buongiorno, che è successo? Ho fatto una piccola pena, ho sentito lo ciuchi. Quando sento il ciuchi mi sveglio e vedo un attimo che succede. Magari si fa male definitivamente. E a me fornute fa Llorente, ragazze, c'è Llorente. Ah, che meraviglia, che bello. La buttiamo una palla al centro per sfizio, perché magari Petagna è scarso di testa e quindi non si fanno cross. Llorente una cosa c'ha: la presenza in aria e il colpo di testa per qualche sfogo. Un cross lo vediamo? Lo vedremo? Ma giusto per sfizio. Un po' più alto, Lollo. Se devi fare un cross al centro, un po' più alto. Mamma mia. Cioè non succede niente, improvvisamente fa da solo, nel nulla generale. Quello praticamente incredibile. Comunque il cross su Llorente è un'opportunità. L'avete visto, però l'avete visto tutti. Niente? Improvvisamente. Va bene. No, ma questo è il calcio che vediamo oggi, quindi o lo fai pure tu e ti schifo anche a te, oppure non fa niente. Subiamo. Giusto per informazioni di servizio, stiamo 4-3-3 con Elmas al centro e Fabian e Zielinski mezze ali. Ma per informazioni di servizio, che lo sapete già. Vai dai Lozano! No, se l'è portato a terra. Guarda. Come se lo abbraccia e se lo porta a terra. Ma io... no. Bene. Buono. No, ce l'ha tirata a Mock. Bravo Manolas. Ok, quindi il fallo su Zielinski era comunque fuori gioco e quindi non si può dare, vabbè. Ma comunque non ce l'avrebbero dato, quindi una palla in mezzo. Bella moscia anche il colpo di testa. Sì, vabbè, ma perché non siamo abituati a fare dei cross in mezzo, figuriamoci, non sappiamo proprio come giocare. Cioè Zielinski invece di guardare Lozano ha servito Llorente in velocità. Va bene. Va bene anche così. Dai Lollo. Dopo uno spettacolo pietoso, Lorenzo, il capitano Insigne, con un gioiello, perché questo è un gioiello, dopo uno spettacolo assolutamente pietoso. E guarda che buttano il pallone e perdono tempo. Che squadra di merda. Noi facciamo schifo perché abbiamo fatto schifo, ma questo Torino che squadra di merda, mamma mia. Dai. Llorentino. Bello, sei bello. Sei bellissimo. Guardate, questo per me è un punto guadagnato perché abbiamo giocato proprio da schifo. Sono 2 punti persi perché il Torino lo devi battere in casa senza dubbio. Ma comunque da New York la vedete là, l'aereo fluido e tutto. E ci vediamo live. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.